Buongiorno, buongiorno a chi ci sta guardando dai canali YouTube e Facebook del Veneto Legge. Questo è il secondo appuntamento che dedichiamo al panorama letterario veneto e si inserisce all'interno del programma della maratona di lettura Il Veneto Legge, che è giunta alla quinta edizione quest'anno, una manifestazione di promozione della lettura, di attenzione per i temi e le politiche per la lettura che ha voluto la Regione del Veneto e che vede come partner l'Associazione Italiana Biblioteche e l'Ufficio Scolastico Regionale in primis, e poi una serie di partner come gli editori che agiscono nel territorio regionale e anche i librai. La trasmissione di oggi è dedicata ai premi letterari regionali e con me ci sono Marina Zulian. Ciao Marina. E Oreste Savadini. Insieme avevamo fatto una piccola ricognizione sulle manifestazioni letterarie il mese scorso. Quest'anno invece ci focalizziamo sui premi letterari, che in regione sono parecchi. Non so se voi nelle vostre letture vi fate in qualche maniera orientare, no? O consigliare dai premi letterari. Oreste. Beh, in generale seguo dei percorsi molto particolari per le mie letture, no? Però i premi letterari sono sempre un buon osservatorio, no? Mettono in evidenza alcuni autori, non so, oppure danno delle conferme. Qui ad agosto ho fatto un po' di letture, ho letto 5 libri, di cui ve ne mostro un paio, tanto per... questo è Diego Marani, La città celeste. Diego Marani è uno scrittore, un traduttore, ora lavora all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Qui racconta della sua giovinezza universitaria, ma quello che mi interessava a me era il suo rapporto con il confine, cioè Trieste come città di confine e di non confine soprattutto, dove si mescolano le cose. Questo è un tema a cui sono molto affezionato. Ma perché lo cito? Perché non a caso tra i suoi libri ci sono dei premi che ha vinto. Nel 2000 ha vinto il premio Grinzane Cavour con Nuova Grammatica Finlandese e per quanto riguarda anche il Veneto ha vinto il premio Campiello nel 2002 con L'ultimo dei Bostiachi e il premio Stresa. La stessa Anna Maria Ortese, che cambiamo regione, andiamo un po' lontano, ma sai, con Napoli anche Venezia ha delle similitudini e delle associazioni che si possono fare, che ha vinto il premio Strega e il premio Viareggio, il premio Strega nel 67, il premio Viareggio nel 53. Non li ho letti perché avevano vinto il premio, però insomma sapere che hanno vinto, che sono stati riconosciuti è una notizia in più. Dopo ne ho letti altri, ma non vi voglio annoiare con le mie letture molteplici. Ho letto poesia e anche cose del Regno Unito, della Gran Bretagna. Beh, però è sempre un piacere parlare di libri e, no? E sentire anche le letture degli altri. Marina, i premi in qualche maniera influenzano le tue letture? Sì, quest'estate devo dire che tra i vari libri, occupandomi soprattutto di letteratura per ragazzi, ho comunque voluto leggere un libro di un premio letterario di cui poi parleremo, il premio letterario dedicato a Giuseppe Berto. E quindi ho voluto proprio leggere questo libro e si chiama Il cielo è rosso. È un libro, un romanzo scritto appunto nel 1947, quando Giuseppe Berto era in un campo di concentramento in Texas durante la Seconda Guerra Mondiale, ma non a caso parla proprio della storia di 4 ragazzi dai 15 ai 17 anni che si ritrovano orfani dopo i bombardamenti nella loro città,
Ed è una storia davvero bellissima, triste, che ci parla degli orrori della guerra, ma anche piena di speranza, data proprio dall'amicizia e dalla storia di questi 4 ragazzi, quindi ve lo consiglio. Benissimo. Allora cominciamo la nostra ricognizione tra i premi letterari veneti e cominciamo con il premio Settembrini, che è un premio della regione del Veneto, e quindi a introdurci nelle dinamiche del premio sarà Cristiano Corazzari, che è l'assessore alla cultura della regione del Veneto, intervistato da Marina Zulian. Ad aprire questa giornata dedicata ai premi letterari, all'interno del riscaldamento verso la maratona di lettura del 24 settembre Il Veneto Legge, non poteva che esserci l'assessore alla cultura della Regione Veneto, Cristiano Corazzari. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. In Veneto sappiamo che ci sono molte iniziative con concorsi e premi letterari dedicati a autori e a scrittori della nostra regione. È molto importante continuare a organizzare queste iniziative, a sostenere questi premi. Qual è il suo ruolo, assessore, il ruolo della regione? Beh, innanzitutto diciamo che la regione ha un ruolo di sostegno e di coordinamento. Sostegno in forza di quelle che sono le nostre leggi che promuovono la cultura e quindi vedono la possibilità di conferire un sostegno morale attraverso il patrocinio di queste iniziative e anche un sostegno materiale attraverso il finanziamento. In particolare la regione del Veneto è una regione ricca di iniziative, di premi letterari, perché è una regione che ha conosciuto nel corso della storia la presenza di numerosi personaggi del mondo della letteratura, della cultura, che hanno lasciato un segno molto forte e un radicamento molto forte con la nostra terra e la nostra comunità. Non a caso abbiamo premi letterari come il premio Giovanni Comisso, il premio Gambrinus Mazzotti e il premio Giuseppe Berto. Ecco, quindi che sono legati a personaggi che nel corso della storia hanno lasciato un patrimonio incredibile e la cui intelligenza e la cui opera viene tramandata attraverso queste iniziative che sono adeguate sempre alla contemporaneità e quindi portano avanti un filo conduttore importante. In particolar modo abbiamo il premio Settembrini che è naturalmente valorizzato e di cui la regione è parte attiva grazie anche a una specifica legge regionale che prevede la compartecipazione e quindi la coedizione di questo premio con la regione stessa. Sì, infatti il premio Regione del Veneto Leonilde e Arnaldo Settembrini è proprio dal 1991 gestito dalla regione. Sappiamo che appunto Leonilde era una scrittrice di racconti e di novelle e il premio è dedicato proprio dal suo consorte Arnaldo, che a pochi anni dalla scomparsa ha voluto dedicargli questa iniziativa, coinvolgendo anche nella giuria, nelle prime giurie, degli autori veramente importanti come Calvino, Palazzeschi. È un premio davvero molto importante e la regione ha voluto appunto seguire un po' le richieste di Arnaldo e continuando a organizzarlo siamo arrivati alla 58esima edizione e poi sappiamo che Arnaldo ha anche donato la sua residenza alla regione proprio per istituire un centro della cultura veneta. Assolutamente, è una storia che viene da lontano, come hai avuto modo di raccontare. Oggi la sede di Villa Settembrini, che ci è stata donata dalla famiglia Settembrini, è il luogo dove è istituita la nostra Film Commission regionale, quindi un grande motore della produzione culturale nel settore dell'audiovisivo e della cinematografia, una fondazione che è stata istituita recentemente, proprio individuando in questo luogo, che è un luogo meraviglioso, che è sempre stato un
luogo dove si sono forgiate attività culturali nelle più svariate discipline, possa continuare ad essere un polmone, una parte attiva, pulsante delle attività culturali del Veneto. Questo premio vede naturalmente l'organizzazione da parte della Regione, il finanziamento, la presenza di una giuria che è determinata da persone di chiara e riconosciuta fama in materia culturale, e devo aggiungere anche recentemente il coinvolgimento di una giuria di giovani, perché naturalmente è un'iniziativa che deve essere dinamica, sempre in divenire, e deve essere aperta anche a quelli che sono gli sguardi importanti che dobbiamo dare sul futuro della nostra società. Quindi rispetto a questo premio, diciamo, uno dei tanti fiori all'occhiello della nostra regione. Sì, l'edizione 2020 è stata un'edizione particolare, inedita, interamente online. Dei lettori e degli attori hanno letto ad alta voce, realizzando delle video presentazioni anche con l'accompagnamento musicale della giovane Orchestra Metropolitana di Mestre. È stato comunque importante non bloccare questo tipo di iniziativa, ma trovare comunque anche una soluzione a distanza. Come sarà l'edizione 2021? E sappiamo che ci sono ancora pochi giorni per poter inviare eventualmente racconti o novelle e partecipare a questo premio. Beh, diciamo che nel corso degli ultimi anni, questo periodo terribile della pandemia ha dovuto necessariamente vedere l'organizzazione di eventi culturali, quindi anche dei nostri premi letterari, con, diciamo, una forma rimaneggiata che, supportata fortunatamente dalle nuove possibilità tecnologiche. Pensiamo solamente a cosa avrebbe significato una pandemia senza il supporto della tecnologia, un isolamento totale. Oggi fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di interconnetterci attraverso gli strumenti tecnologici, attraverso il web, e pertanto moltissime attività culturali hanno potuto riscoprire una certa continuità anche in un periodo di pandemia grazie a questo. Anzi, aggiungerei, sono state anche sviluppate delle forme che potranno essere procrastinate e perpetuate anche nel futuro, perché si tratta anche di un modo diverso, intelligente. Ciò nonostante il contatto umano, il rapporto diretto, il fatto della partecipazione personale rappresenta un valore che non va perduto, rappresenta un filo conduttore che è stato spezzato nel corso della pandemia e che dobbiamo rinnovare in tutti i settori della cultura, dallo spettacolo dal vivo alla letteratura, alle varie iniziative culturali. E pertanto sarà un'edizione che finalmente ritroverà la possibilità di incontro delle persone, di scambio delle idee, di approfondimento appunto delle opere letterarie, e questo per noi è molto importante. Bene, allora entro il 31 agosto, quindi a pochi giorni, potete inviare i vostri scritti. Ricordiamo, si tratta di racconti o novelle, come quelli che scriveva appunto Leonilde Settembrini. Qualsiasi informazione la potete trovare su una sezione dedicata proprio al premio Settembrini nel sito della Regione Veneto, e seguiteci adesso in questa giornata. Vi racconteremo altri premi molto importanti di autori organizzati nella nostra regione, e quindi ringraziamo l'assessore, che è sempre così attento alla promozione della lettura e della letteratura, e quindi buona scrittura e buona lettura. Grazie assessore. Grazie, buongiorno a tutti voi e buona scrittura e buona lettura. Molto bene, grazie all'assessore Cristiano Corazzari per averci raccontato queste cose sul premio Settembrini. Ci spostiamo a Treviso, dove ci sta aspettando lo scrittore Nicola De Ciglia, che è del comitato di gestione del premio Giovanni Comisso. A dialogare con lui sarà Livio Venello, e sentiamo cosa ci raccontano di questo importante premio. A voi la parola.
Carola De Ciglia del Consiglio Direttivo del Premio Comisso. Il Premio Comisso giunge alla 40ª edizione quest'anno. Volevo che ci ricordasse un po' come è nato il premio, che ha il suo cuore in Treviso. Ecco, il premio nasce nel 1979, esattamente 10 anni dopo la morte di Giovanni Comisso, il grande scrittore trevigiano, e nasce appunto in suo onore ad opera di alcuni suoi amici trevigiani, in particolare Nico Naldini e Cino Boccazzi, due figure di intellettuali, scrittori, Nico Naldini anche poeta, che erano molto legati a Comisso, hanno pensato di onorarlo in questo modo, portando a Treviso questo premio, un premio che fin dall'inizio ha avuto anche figure prestigiose della cultura italiana. Ricordo che madrina del premio era Giulietta Masina e Federico Fellini veniva spesso insieme a lei, e venivano fior fiore anche degli intellettuali italiani, penso a Guido Piovene, Montale, molti altri sono stati invitati approfittando del premio che appunto si è sviluppato nel corso di tutti questi anni, poi con momenti più difficili di crisi e altri più felici sicuramente. Il focus del premio, il premio ha due sezioni, una è dedicata alla letteratura italiana e una alle biografie. Come mai le biografie accanto alla letteratura italiana? Ma credo che sia stata un'idea proprio di Naldini e di Boccazzi fin dall'inizio per caratterizzare il premio. Premi letterari ce ne sono molti in Italia e l'idea di diversificare, quindi avere due sezioni, una dedicata alla narrativa, ai romanzi, e una alla biografia, lo rende senz'altro unico nel panorama italiano. In particolare la biografia, che è come dire, un genere molto interessante e molto importante. Anche qui abbiamo avuto studiosi non solo italiani, anche stranieri, che sono stati premiati e che sono come dire, passati per il premio. E proprio perché la biografia non gode, no, di molti spazi, credo che sia stata forse, anzi che sia uno degli aspetti più originali di questo premio. E infatti rimane una sezione che attira molta curiosità e anche spesso ottimi libri e grandi autori, e ripeto, non solo italiani. Volevo ricordarne, perlomeno ricordo qualche anno fa furono premiati i coniugi Garrard, che avevano portato una bellissima biografia su Vassili Grossman e vinsero peraltro. Il premio Comisso, oltre ad essere un premio, ha anche questo pregio di mantenere viva in qualche modo l'attenzione su Giovanni Comisso e la sua opera, che in questi ultimi anni, con la ripubblicazione di alcuni suoi volumi, sta ritornando un po', quantomeno nelle librerie e forse anche nel dibattito, no, letterario italiano, dopo un periodo in cui forse era stato ingiustamente dimenticato. Ma le vicissitudini dell'opera di Comisso sono parecchie. Va detto che da un po' di anni a questa parte, e cioè da quando la nave di Teseo ha comprato tutti i diritti delle opere di Comisso, abbiamo la fortuna di avere una grande casa editrice che si è impegnata a ristampare, a promuovere i libri di questo nostro straordinario scrittore. E questo sì, effettivamente ha permesso come dire, una maggior visibilità, che si ritorni a parlare di Giovanni Comisso, autore effettivamente un po' dimenticato, ingiustamente dimenticato, vista la sua grandezza, la sua indubbia grandezza. Tra l'altro anche Comisso si era giovato di qualche premio per farsi conoscere. Nel 1929 vinse il Bagutta, nel 1954 lo Strega. Insomma, i premi in fondo forse hanno a volte
anche la funzione di promuovere un po' le figure di autori che altrimenti magari passerebbero inosservati o meno, con meno attenzione. E quindi sì, il premio dedicato a Comisso alla sua città ha anche questa funzione, in fondo, no? Sì, vedo anche che il sito internet dedicato al premio sta ripubblicando alcune sue prose uscite anche nei giornali, che magari quelle sono più difficili da rintracciare, no? Certo, qui bisogna ringraziare il presidente Ennio Bianco, che sta facendo un grossissimo lavoro insieme ad altri studiosi. Ricordo anche c'è un giovane ricercatore dell'università, Giacomo Carlesso, che sta dedicandosi alle opere di Comisso meno note, ai resoconti di viaggio, che è una cosa importante, che l'università con i suoi studiosi approfondisca le figure dei nostri scrittori. Dicevo, Ennio Bianco si sta dando molto da fare perché recupera articoli di giornale, magari certo meno noti ai più, e li ripubblica, e sono spesso delle sorprese, sono dei brani giornalistici veramente effervescenti che ci rivelano un Comisso, insomma, sempre attivo. D'altronde Comisso aveva deciso di vivere di letteratura, visto che i proventi della sua campagna di Zero Branco non sempre erano sufficienti. A giugno sono state selezionate le 2 terzine, quindi adesso le giurie sono all'opera per decretare i vincitori anzi. La cerimonia di premiazione sarà a Treviso. Quando? La cerimonia sarà sabato 2 agosto al Palazzo dei 300, certo, salvo poi i problemi legati alle limitazioni del Covid, ma verrà poi pubblicato sul sito anche gli orari specifici, para il pomeriggio. Mm-hmm. Ad ogni modo sì, la funzione anche della giuria tecnica è quella di selezionare all'interno di un corpus di opere che ci vengono inviate, a volte anche veramente imponente, specialmente per la narrativa, e individuare i 3 vincitori per la sezione narrativa e i 3 per la sezione della biografia. All'interno di questi 3 la grande giuria, poi riunita quel giorno, voterà quello che viene definito con un termine un po' così eclatante, il super vincitore. Ma è un momento emozionante effettivamente, perché la votazione viene fatta in diretta, e in questo periodo tutti coloro che partecipano alla grande giuria stanno leggendo i libri e stanno facendosi un'idea delle opere in concorso. Benissimo, allora la ringrazio, ci diamo appuntamento il 2 di ottobre a Treviso, al Palazzo dei 300. Immagino che sia di solito il Palazzo dei 300, ripeto, con queste nostre situazioni potrebbe anche essere un'altra sede, ma normalmente l'abbiamo sempre fatto al Palazzo dei 300. Beh, comunque seguendo la pagina internet e anche le pagine social del premio vi tenete informati, e quindi buon lavoro, buone letture, ci rivediamo a ottobre. Grazie. Benissimo. Grazie a lei, buonasera a tutti. Grazie a Nicola De Ciglia del premio Giovanni Comisso di Treviso. Come avete già sentito da questi 2 primi interventi, un premio non è solo un fatto tecnico di selezionare delle letture e dare dei premi, appunto, ma coinvolge una serie di situazioni, no? Gli amici di Comisso, è stato citato anche Nico Naldini, un poeta, e
mette in evidenza, porta alla luce e vuole valorizzare degli scrittori che magari per alcuni periodi sono stati un po' dimenticati. Allora, restiamo nella provincia di Treviso e andiamo a sentire Marina Zulia che dialoga con il presidente del premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti, il signor Pier Francesco Ghetti. A te, Marina. Gradito ospite di questa giornata, il presidente del premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti, Pier Francesco Ghetti. Benvenuto. A lei, con piacere. Come nasce il premio dedicato a questo artista poliedrico che ormai questo premio è di lunga data, è arrivato alla 39esima edizione? Sì, difatti l'anno prossimo festeggeremo i 40 anni di un premio e questo è già un record di per sé, anche perché è un premio sostenuto da volontari per una figura modernissima, di grande modernità e oggi quanto mai attuale nel campo del paesaggio, dell'ecologia, delle ville venete e via dicendo, tantissimi temi oggi attuali. Per cui la nostra associazione si sta impegnando a fondo in di questo trasferimento di cultura. Quindi ci fa piacere anche partecipare a questa vostra iniziativa. Sì, grazie. Infatti tra arte, turismo, artigianato, paesaggio, tradizioni, il filo conduttore un po' che dà logicità e coerenza a tutta l'azione, a tutta la vita di Giuseppe Mazzotti è proprio l'amore per la sua città e per la sua terra. Quali sono le sezioni, in particolare i temi dell'edizione 2021? Allora, i temi sono montagna, esplorazione, finestra sulle Venezie, riservati a quest'anno. L'anno prossimo saranno altri 3 temi. Questo è un punto piuttosto importante, diciamo, del nostro premio, perché non è narrativa in senso tradizionale, ma si rifà a delle tematiche, quelle che abbiamo accennato, di grande attualità. Pensiamo alla montagna, pensiamo al turismo montano, pensiamo al paesaggio come tema che sostiene oggi lo sviluppo del territorio. E quindi diciamo che in questo siamo molto originali. Il premio centra diciamo delle tematiche oggi quanto mai attuali, perché la figura di Mazzotti era una figura di grande prospettiva, cioè capace veramente di segnare il futuro del nostro territorio. La giuria come assegna allora i premi? E so anche che c'è la voce dei lettori, una giuria molto speciale. Sì, difatti è anche un premio, diciamo, che ha una sua forte oggettività, in quanto la giuria è fatta di personaggi di grande rilievo nel loro settore e fra l'altro opera attraverso una selezione che è estremamente vasta. Oggi, quest'anno ad esempio, sono 170 i volumi che sono arrivati. Quindi nei 40 anni, tanto per capirci, sono passati 4-5 mila volumi, 4-5 mila titoli diversi, di un centinaio e passa di editori. Quindi vede, quando si dice far cultura in questo caso è concretamente il trasmettere tutta una serie di informazioni relative a diversi settori dello scibile della conoscenza. Ripeto ancora, e mi ripeto ma volontariamente, quanto mai attuali oggi. Erano attuali ai tempi di Beppe Mazzotti, ma oggi in particolare, pensi alla transizione ecologica del ministero attuale, pensi ai grandi temi dei cambiamenti climatici, solo per parlare di alcune tematiche di interesse del nostro premio.
Sì, mi piace molto anche l'idea di coinvolgere i ragazzi con il premio Juniores, che dal 2007 vuole proprio coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per far Grandi conoscere appunto tutte queste tematiche, un po' anche l'impegno civile, ambientale e culturale di Giuseppe Mazzotti, e c'è anche una collaborazione con il Treviso Comic Book Festival. Sappiamo quanto i fumetti appassionino i ragazzi. Certo, c'è un proverbio antico che dice la mente è come il paracadute, se non si apre non serve. E in qualche modo la lettura e in qualche modo l'approccio alla scrittura e alla lettura sono i due elementi fondamentali che non dobbiamo mai perdere di vista, perché sono quelli che aprono la mente. È il meccanismo che riesce ad aprire dei giovani. Oggi siamo anche tutti un po' preoccupati come genitori, come nonni, del fatto che ci sia questa difficoltà alla lettura, i telefonini, tutti i sistemi informatici che ci consentono oggi di parlare, quindi sono anche positivi, voglio dire, ma che in qualche modo pensiamo ci allontani dalla lettura. Invece il successo del premio Juniores e il premio Ragazzi è una testimonianza precisa della capacità, abilità di questi nostri giovani di affrontare tematiche di grande prospettiva, di grande interesse, con un entusiasmo, con una volontà. Adesso il premio Juniores, fra l'altro, ha una dimensione nazionale, per cui ci apriamo con una certa preoccupazione, ovviamente, perché questo implica lavoro in più, però ci apriamo ad un mondo che è quello dei giovani, che è il nostro vero futuro. Ringraziamo il presidente Pierfrancesco Ghetti per quello che ci ha raccontato, ma soprattutto per la passione che traspare proprio anche nel coinvolgere i giovani. Passione di vecchia data, visto il mestiere che ho fatto. Bene, si sente proprio, e ricordiamo anche, oltre il premio, proprio tutta una serie di iniziative organizzate dall'Associazione del Premio Letterario Giuseppe Mazzotti, e diamo a tutti l'appuntamento al 20 novembre a Treviso per scoprire le opere che raccontano appunto della nostra regione. Certo, e anche del mondo. Vi saluto, grazie dell'intervista. Arrivederci, grazie a lei. Bene, già da queste prime interviste, da questa prima parte della ricognizione, ci rendiamo conto che i premi letterari non sono solamente delle vetrine, ma dietro ogni premio letterario si nasconde un progetto culturale in qualche modo. Dico si nasconde nel senso che a volte il lavoro delle redazioni, dei comitati di gestione dei premi sono spesso un po', stanno dietro le quinte, quindi noi non li conosciamo, ma intrecciano rapporti con il territorio, con i giovani anche, e quindi avere una ricchezza di premi letterari vuol dire anche in qualche modo un'attenzione non solo rispetto agli autori cui sono dedicati i premi, ma un'attenzione così per il territorio e per le relazioni che si instaurano con tutto il territorio. A volte i premi sono anche occasione per promuovere letture. Adesso mi rivolgo a Oreste Savadin, che conduce anche dei gruppi di lettura. Non so se nei percorsi di lettura dei vostri gruppi qualche volta incrociate i premi letterari. Beh, sicuramente sì, anche se non è la priorità delle nostre scelte, ma appunto avendo queste possibilità anche di seguire, no, le attività dei premi letterari non solo come momento di premiazione, ma ci sono anche vari appuntamenti di presentazione, c'è l'occasione di incontrare degli autori.
e di sentire dei libri o che si sono già letti nel percorso e quindi delle piccole conferme oppure delle piccole curiosità che possono nascere, ed ecco che i percorsi si possono intrecciare e quindi mi sembra che sia utile e necessario e anche piacevole seguire questi percorsi dei gruppi letterari che sono molto diversificati e anche distribuiti nel territorio, quindi c'è occasione per tutti. Credo che ci siano dei gruppi di lettura che proprio seguono invece più attentamente, in maniera più specifica i gruppi letterari, i premi letterari. I premi letterari sono anche, come dire, un'indicazione per chi si occupa di letteratura per ragazzi. Adesso mi rivolgo a Marina Zulian, che con la sua equipe di Barchetta Blu frequentano molto di più la letteratura per ragazzi. Anche voi tenete monitorati i premi letterari, cioè vi fate suggestionare, dico sempre suggestionare, ma è più suggerire, no? Letture dai premi letterari. Eh sì, Livio, non hai sbagliato, comunque anche suggestionare nel senso di emozionare. Sicuramente con il nostro progetto, il nostro festival Libro che gira, Libro che leggi, cerchiamo sempre di seguire, farci emozionare, conoscere e far conoscere anche i premi letterari della nostra regione. Sicuramente avete sentito adesso ci sono dei premi che si aprono ai ragazzi con delle sezioni junior, come il premio Gambrinus Mazzotti, ma anche ci sarà la prima edizione anche del Campiello Junior, ed è molto importante che vengano considerati anche i ragazzi e che ci siano comunque dei premi letterari dedicati alla letteratura per ragazzi che una volta veniva considerata un po' una letteratura minore, ma invece è davvero affascinante ed emozionante. Ne parleremo in altre occasioni, però qui non posso non citare due importantissimi premi. Il premio Soligatto, che è stato proprio ideato dalla nostra collega del coordinamento regionale Leggere per Leggere, di cui facciamo parte con Oreste Sabadin di Vivianello e Elia Zardo della Scuola del Fare, e che adesso viene coordinato da Vera Salton. E poi naturalmente un altro premio, il premio Arpalice Cuman Pertile, è un premio della città di Marostica, città della fiaba. È un premio biennale che è arrivato, pensate, alla 30ª edizione, quindi possiamo ancora seguirlo perché la premiazione avverrà il 27 novembre 2021 e quindi teniamo d'occhio questi premi dedicati alla letteratura per ragazzi, perché ci sono dei romanzi e degli scritti davvero interessanti. A volte poi hanno delle formule originali per la selezione e per la premiazione, un po' come avviene anche per i premi per adulti. Abbiamo visto che sono diverse le formule. Ritorniamo a sentire i premi letterari e andiamo idealmente sull'altopiano di Asiago, dove un premio letterario piuttosto giovane è dedicato alla figura di Mario Rigoni Stern, e quindi Oreste Sabadin intervista Sergio Frigo e ci introduce a questo premio. Siamo qui con Sergio Frigo, presidente del premio Mario Rigoni Stern, che ringraziamo per la sua disponibilità, per essere qui con noi a raccontarci di questo premio. È un premio importante, ha anche un bellissimo sottotitolo,
che è per la letteratura multilingue delle Alpi, è arrivato all'11ª edizione. Allora, partiamo dall'inizio, Sergio Frigo. Come nasce questo premio e dove? E da chi è stato promosso? Allora, come è noto, Mario Rigoni Stern è morto nel 2008. Negli anni successivi, immediatamente successivi, è emersa la volontà, il desiderio di ricordarlo con un'iniziativa di questo genere. Ed è un'iniziativa che è nata subito in maniera un po' particolare, perché non si è limitato a dire facciamo un premio legato al territorio, eccetera. Siccome diciamo, a caldeggiare questa proposta è stata anche la provincia di Trento e ambienti trentini con i quali Mario aveva dei contatti piuttosto stretti, diciamo che si sono messi insieme queste volontà diverse di territori e di enti diversi e si è deciso di partire con questo premio. La particolarità è che innanzitutto non è un premio solo regionale, ma ha a che fare con 2 regioni, appunto, oltre il Veneto e il Trentino. Sono coinvolti enti molto diversi, la regione Veneto, il comune di Asiago, la provincia autonoma di Trento, il comune di Riva del Garda, diciamo sponsor, all'epoca erano degli istituti di credito, adesso sono sponsor privati sia trentini come l'Itas che veneti come la Rigoni di Asiago, ma l'iniziativa, la promozione, diciamo, è nata da 2 entità molto precise. Una è la famiglia di Mario Rigoni Stern, la seconda è un'associazione che si chiama Ars Venandi, che è soprattutto in trentina, diciamo, che aveva un premio letterario di cui Mario Rigoni Stern era presidente. E lui era presidente di questo premio letterario, era un premio dedicato al mondo della caccia, ma diciamo che da quel momento in poi si è pensato, io non c'ero ancora all'epoca, ma lo seguivo, diciamo, come compaesano del Mario, come giornalista, così, si è pensato di mettere insieme tutti questi soggetti e di mettere su questo premio, che è molto complesso per la struttura che vi ho detto, però ha anche in sé, diciamo, questo senso di superamento dei confini, in questo caso regionali, ma nel premio c'è proprio, come tu hai sottolineato, l'aspetto che è un premio multilingue dedicato a tutte le lingue dell'arco alpino. Perché? Quindi superamento dei confini, perché era un po' nello spirito di Rigoni Stern. Se noi pensiamo al suo protagonista, che è un po' il suo alter ego, che è Teun le Bintern, no? L'invernatore, il contrabbandiere, il pastore, era un uomo che se ne fregava bellamente dei confini, ma questo tema del confine come luogo d'incontro piuttosto che come barriera ritorna spesso in Mario Rigoni Stern. E quindi le montagne, l'arco alpino non è più una cesura, una cerniera chiusa, ma invece proprio il luogo dell'incontro fra popolazioni diverse e lingue diverse. Per questo premio della letteratura multilingue delle Alpi. Allora, qual è l'impatto che può avere e che ha dopo 10 anni, dopo si può anche misurare probabilmente, un premio del genere sia da parte del pubblico, di chi partecipa con le opere e gli amministratori? Cioè, c'è una risposta e che tipo di risposta avete notato? Beh, la risposta più significativa viene dagli autori e dagli editori, perché noi praticamente di anno in anno, io adesso sono presidente da 4 anni, ma diciamo che ogni anno abbiamo avuto, in tutti gli ultimi anni, abbiamo avuto ogni anno il numero record di partecipazioni rispetto agli anni precedenti. Quest'anno siamo arrivati a 65, cioè 4-5 libri più dell'anno scorso, che a sua volta ne aveva 4-5 più dell'anno precedente, eccetera. Quindi diciamo che c'è questa grossa aspettativa. Quest'anno poi siamo partiti tardi a organizzarlo, per ovvi motivi legati appunto alla pandemia, no? Ma nel momento in cui editori o autori vedevano che non usciva il bando, hanno cominciato a scriverci perché c'era evidentemente aspettativa, lo fate, quando lo fate, dove lo fate, eccetera, eccetera. Per cui diciamo che questo primo impatto sicuramente è molto positivo. Diciamo poi che da parte degli enti locali si registra la volontà
volontà di esserci, di portarlo avanti, eccetera, nonostante appunto le difficoltà che non nego, dovute proprio appunto alla complessità del premio, legate anche alle difficoltà, come dire, alla contingenza economica. Però diciamo che c'è seguito, ci sono persone che vengono a seguirlo a Trento, per la precisione a Riva del Garda, quando lo facciamo a Riva del Garda, perché è un premio che ha due location, no? Perché essendo un premio che riguarda due regioni ha anche due luoghi in cui si svolge. Allora negli anni dispari come quest'anno si svolge nel Veneto, negli anni pari si svolge nel Trentino a Riva del Garda. Ecco, diciamo che a Riva del Garda poi, che appunto Mario aveva questi legami che non erano strettissimi, in realtà era legato a un premio, lui era anche stato a lungo presidente del premio ITES per la letteratura di montagna, quindi sicuramente, ma Mario Rigoni Stern non è lo scrittore di Asiago, non è neanche lo scrittore dell'altopiano, non è neanche solo veneto e non è neanche solo uno scrittore di montagna. Ecco, questa è una cosa che ci tengo a dire. Mario Rigoni Stern è uno scrittore universale, per cui è amato, amatissimo nel Veneto, ma è amatissimo in Piemonte, in Lombardia, dove si va a fare delle presentazioni, Mario Rigoni Stern è conosciuto, apprezzato, c'è sempre qualcuno che alla fine viene a dire ah, ma io sa che gli ho scritto, mi ha risposto, sono andato ad Asiago apposta per trovarlo e mi ha accolto, mi ha salutato, cioè ecco, lui aveva anche questa forte empatia, no? Però al di là dell'empatia personale, diciamo che il suo messaggio, i contenuti dei suoi libri, no? La sua opera, sono ancora evidentemente a 13 anni dalla morte, perché è morto nel 2008, è ancora uno scrittore molto vivo, molto pubblicato, molto letto, molto ancora anche tradotto, proprio per i contenuti che sono, li ricordiamo brevissimamente, sono l'attenzione ai temi della natura, l'attenzione alla storia nella fattispecie la guerra, ma non solo, e guerra, storia e natura si intrecciano, sono un tutt'uno nella sua opera, e poi l'etica civile, il modo con cui lui si presentava con nettezza, con rigore, di fronte ai grandi appuntamenti della storia che ha incontrato, la guerra, la prigionia, e poi via via quello che è venuto negli anni successivi al suo ritorno a casa, insomma. Certo, che sono temi attualissimi ancora adesso. Tra l'altro, se non sbaglio, l'attenzione ai temi ecologici è anche uno dei vostri punti fondamentali del premio, no? Sì. Allora, diciamo che lui è riuscito ad essere il tramite fra le grandi forze che dicevo, la storia e la natura e l'uomo contemporaneo. Per questo, a mio parere, modestissimo parere, di amante di Rigoni Stern più che di critico letterario, che non lo sono, a me sembra che questi due siano i temi di cui lui si è fatto tramite presso l'uomo contemporaneo, e questo lo rende ancora così attuale. In particolare la tematica ecologica è molto presente da sempre nel nostro premio, ma quest'anno abbiamo voluto focalizzarlo ulteriormente. Infatti, tra l'altro, noi quest'anno abbiamo cambiato completamente la giuria, non perché la giuria di prima non fosse sensibile su questi temi, ma perché abbiamo voluto proprio scegliere delle persone che su questi temi hanno una competenza proprio più specifica. Questa giuria è stata concepita proprio per dare un'attenzione a tutti i temi del Mario, ma in particolare poi questa focalizzazione sui temi ambientali. Infatti nel bando è specificato proprio una piccola aggiunta, l'impatto della presenza umana sul territorio, in particolare con le ricadute del cambiamento climatico. Questa è una cosa che vorrei che caratterizzasse, e che nei libri che sono arrivati ha caratterizzato proprio la produzione di quest'anno, insomma. Molto bene, sì, mi sembra anche una buona cosa, no? Fare delle piccole variazioni per restare collegati alla realtà, no? Senti, certo, collegato a questo premio, ho visto nel sito, anzi se vuoi dire il sito internet dove trovare tutte le informazioni. Sì, allora c'è una pagina Facebook che è
pagina Facebook del premio Rigoni Stern, rigonistern.com. Nel sito c'è la storia del premio, ci sono i promotori, i finanziatori, naturalmente il bando, la giuria e tutto quanto, quindi qui si trova tutto. Vorrei dire, e poi naturalmente invece nella pagina Facebook c'è l'attualità, ci sono gli interventi, ci sono iniziative, e questo è il primo, forse saremo la prima iniziativa ufficiale, diciamo, che nasce nell'ambito dell'anno del centenario, perché adesso su Rigoni Stern si sono mobilitati tutti quanti, dappertutto ci sono state tante iniziative molto belle, molto interessanti. Diciamo che ad Asiago la prima vera iniziativa è questa del premio, che si svolgerà, come ho detto, nel Veneto in 2 giornate, il giorno 18 mattina a Palazzo Labbia a Venezia, il 19 mattina al Teatro Millepini di Asiago. E quindi invito chi volesse essere presente, in particolare ad Asiago, dove ci sarà qualche posto in più perché c'è il problema della riduzione dei posti per la pandemia, invito a farsi vivo nei prossimi giorni per chiedere appunto di essere ammessi. Ecco, e nell'ambito del premio abbiamo anche un premio che non è letterario, che l'abbiamo chiamato, c'è un premio che c'è da 4 anni, si chiama Il Guardiano dell'Arca. È stato voluto a suo tempo da Paolo Rumis, che era in giuria prima, ed è un premio che va a, come dire, a valorizzare il lavoro di chi si è speso per la montagna per svariati motivi. Ma in occasione poi abbiamo le relazioni che accompagnano questa iniziativa, che sono una a Venezia e una diversa ad Asiago. A Venezia c'è il tema, il professor Scaffai parlerà di letteratura, anche la figura di Zanzotto, di Andrea Zanzotto, certo, che era amico e coetaneo di Mario Rigoni Stern. Ad Asiago invece il professor Daniele dell'Università di Padova parlerà del ruolo, del posto di Mario Rigoni Stern nella letteratura italiana del Novecento. E avremo anche le testimonianze video di numerosi giovani scrittori che racconteranno il loro debito di riconoscenza nei confronti di Rigoni Stern. Molto interessante, molto articolato e vario, quindi invito tutti a seguire queste iniziative. Tra l'altro avremo anche lo streaming. Avremo anche lo streaming, avremo lo streaming da Venezia, perché non siamo sicuri di cosa succederà il 18 di settembre, quindi oltre alla presenza ci sarà anche il collegamento in diretta. Ecco, hai citato il centenario, che all'interno della maratona, oltre agli altri temi dell'acqua, Venezia 1600 e Dante 700, ci sono i 3 centenari. Hai citato Zanzotto, che anche lui quest'anno c'è il centenario, Mario Rigoni Stern, e volevo ringraziarti anche in diretta così per la bella bibliografia che hai fornito per il sito della maratona, che potete visitare e andare a vedere nell'apposita sezione. Andiamo verso la chiusura di questa conversazione con Sergio Frigo, presidente del premio Mario Rigoni Stern. Cosa possiamo dire ancora, a parte le tematiche, il premio in tutte le lingue? Ecco, vuoi citare le lingue che sono ammesse a questo premio? Perché mi sembra un panorama molto interessante, molto ampio, sì. No? Sono ammesse tutte le lingue dell'arco alpino, adesso non vorrei dimenticarne alcune, ma diciamo naturalmente l'italiano, e naturalmente il grosso dei libri che arrivano sono in italiano. Poi abbiamo libri in tedesco, abbiamo libri in francese, sono arrivati, abbiamo premiato libri in sloveno, occitano, il cimbro naturalmente, e adesso sicuramente, però quest'anno sicuramente dimentico qualcuna, ma saranno lingue diciamo minori, no, che ci sono collegate anche le lingue minori, però quest'anno abbiamo aggiunto anche l'inglese. E quest'anno abbiamo anche un'altra cosa che speriamo che poi sia di un buon auspicio per il futuro. Abbiamo cercato e stiamo mettendo a punto un maggior coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani. I giovani erano il target specifico di Rigoni Stern, cioè lui si sentiva di dover testimoniare ai giovani quello che gli era capitato nella vita perché non capitasse più di nuovo, no? Ecco, diciamo che lui andava sempre volentieri in mezzo ai giovani, nelle scuole, li riceveva, eccetera. Ecco, mi sembra, con questo messaggio così di abbraccio che si allarga sempre di più dalle lingue, dalle cerniere che si aprono verso gli altri paesi e alle nuove generazioni, io direi che possiamo
raccogliere questo messaggio e rilanciarlo ai nostri ascoltatori e salutarci qua. Ringraziamo ancora Sergio Frigo, naturalmente Mario Riconiste, prima di tutto Sergio Frigo per la sua disponibilità e per le cose che ci ha raccontato. Direi di augurare buone letture a tutti e buona maratona, e a voi buon premio e tutte le attività che sono collegate. Grazie Sergio. Grazie a voi per l'ospitalità. Passiamo da un premio relativamente giovane, anche se come avete potuto sentire già ricco e articolato, ad un premio nazionale davvero molto atteso, arrivato alla 59esima edizione nel 2021. È un premio che vede la sua manifestazione con la premiazione conclusiva protagonista nella città di Venezia. Sentiamo, ce ne parla in questa bella conversazione Livio Vianello con Eugenio Caleario Ciman. Stiamo parlando del premio Campiello. Ringrazio Eugenio Caleario Ciman del Comitato di Gestione del Premio Campiello per aver accolto il nostro invito. Allora il Premio Campiello arriva alla 59esima edizione, è uno dei premi letterari italiani più attempati, ma mi sembra in ottima salute. Attempati, siamo fieri del traguardo che abbiamo raggiunto. L'anno prossimo sarà la 60esima edizione e c'è già grande fermento e una miriade di idee per i preparativi. Sì, è un premio che porta bene i suoi anni, che ha visto una fortissima partecipazione da parte delle case editrici. Sono arrivati più di 300 libri quest'anno che hanno tenuto molto impegnata la nostra giuria dei letterati, che hanno selezionato la 5ª finalista che verrà premiata il 4 settembre a Venezia. Quest'anno ci sono delle novità, oltre al premio, selezione del Campiello, e oltre alla vostra attenzione per un'opera prima e per il Campiello Giovani che si rivolge ai ragazzi, quest'anno per la prima volta, per la prima edizione, ci sarà un Campiello Junior. Come è venuta questa idea di monitorare anche la letteratura per ragazzi? Sì, oltre al premio Campiello vero e proprio, dal 2004 si premia l'opera prima, che volendo può essere rivolta a un autore giovane, ma non è detto che questo sia in senso anagrafico, nel senso che può essere nuovo alla pubblicazione, ma non necessariamente giovane d'età. Mentre per il Campiello Giovani si sono sempre selezionati 5 racconti che vanno in finale il giorno prima, anzi il giorno stesso del Campiello durante la conferenza stampa, e viene premiato quello ritenuto più idoneo, più bello. La cosa che mi piace di più del Campiello Giovani è che è veramente, veramente meritocratico, in quanto i racconti vengono selezionati senza che sopra vi sia posta la firma, la provenienza, l'età, il genere dell'autore, quindi è estremamente trasparente. Campiello Giovane è rivolto a una platea di scrittori tra i 15 e i 22 anni. Quest'anno la grande novità è il Campiello Junior, che invece è rivolto a quei lettori che vanno tra gli 8 e i 14 anni. È un'iniziativa in collaborazione con la Fondazione Pirelli che vuole avvicinare ulteriormente i lettori giovanissimi al mondo della letteratura. Quindi non un concorso per autori molto giovani, ma per autori che si rivolgono a un pubblico giovane. Beh, se devo essere sincero, sono molto contento di questa attenzione alla letteratura per ragazzi, che è una letteratura qui in Italia ormai
matura, che ha degli autori consolidati, e quindi l'attenzione di un grande premio letterario per la letteratura per ragazzi è decisamente un bel segno. Nell'edizione per adulti, diciamo, la giuria dei letterati seleziona la cinquina, e poi c'è la grande giuria popolare che sarà all'opera in questo momento. Quanti sono i lettori? Sono 300 lettori selezionati su tutto il territorio nazionale e selezionati anche in base a diversa età, estrazione sociale, grado di scolarizzazione, se vogliamo, professione. La cosa interessante è che si può fare il giurato una sola volta nella vita, e se si avesse la malaugurata idea di rivelare la propria presenza all'interno della giuria si è immediatamente squalificati, perché non si vuole ci sia nessuna influenza esterna nella decisione finale. E nella scelta invece del premio Campiello per ragazzi avrete anche qui una giuria di lettori, di piccoli lettori? Ci sarà una giuria popolare composta da giovani lettori tra gli 8 e i 14 anni. Ci si può candidare attraverso il sito della Fondazione Campiello o tramite le scuole che hanno deciso di aderire all'iniziativa. Senta, una delle peculiarità del premio Campiello è la presenza anche nel territorio regionale. Ogni anno fate un piccolo tour letterario presentando i 5 finalisti. Volevo così che ci dicesse qualche tappa che avete toccato, e se c'è riscontro di pubblico, se il pubblico desidera, ha piacere così di incontrare i finalisti del premio Campiello. Sì, sono incontri sempre molto partecipati, perché riescono a creare un ponte importante tra il mondo della letteratura, della cultura e la società. Sono aperti a tutti, ovviamente. Le tappe che abbiamo fatto in Veneto quest'anno, non solo per la cinquina finalista, ma anche per l'autore dell'opera prima, sono state Lido di Venezia, la Tipoteca di Cornuda, siamo stati ad Asolo, poi siamo stati con l'autrice dell'opera prima a Castelnuovo del Garda, andremo ad Asiago, a Cortina, e mi pare che sia tutto. Spero di non aver dimenticato nessuna tappa, non me lo perdonerei mai. Senta, per chiudere, allora la cerimonia di premiazione sarà il 4, diceva, di settembre. Il 4 di settembre a Venezia, come tradizione casa del premio, non alla Fenice a causa degli spazi ristretti del teatro, bensì all'Arsenale. L'Arsenale è un luogo che consente agli ospiti di stare al coperto, quindi riparati da eventuali intemperie, e mantenere comunque un distanziamento sociale. Sarà in diretta sulla RAI, sarà possibile ovviamente seguirla anche attraverso i canali social in streaming. Benissimo, grazie veramente, e buon lavoro, e stiamo tutti in attesa della premiazione. Di sapere chi vincerà quest'anno. Grazie. Molto bene, allora in attesa della premiazione del premio Campiello, ringraziando Eugenio Calearo Ciman che ci ha raccontato le varie fasi del premio, e anche questa idea di fare delle tappe in giro per la regione prima della giornata clou a Venezia. Allora facciamo un piccolo stop a questo percorso, perché vorrei condividere con voi il sito della maratona di lettura, in maniera da avere anche un'idea di cos'è. Non so se lo vedete, adesso sì, credo. Ecco qua.
Allora, lo facciamo più grande. Ecco. Nel sito della Maratona di Lettura ci possono trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare alla maratona stessa. Intanto c'è una pagina di accoglienza dove ci sono le notizie principali e sopra qui c'è questo menu orizzontale dove ci sono varie voci. Cosa servono queste varie voci? Allora, nella prima voce, maratona di lettura, si accede per inserire tutti gli eventi che verranno svolti il giorno della maratona di lettura, che ricordiamo sarà il 24 settembre, tutto il Veneto legge, mentre nella sezione riscaldamento vanno inseriti tutti gli appuntamenti che riguardano l'avvicinamento alla maratona di lettura. Allora lì troverete un modulo da compilare. Eccoci di nuovo online. Verrà memorizzato nel calendario e verrà condiviso nella pagina social del Facebook. Un altro pulsante interessante e importante è questo della bibliografia. Agendo su questo pulsante si aprirà un'altra pagina, che adesso io non posso farvi vedere per questioni tecniche, dove troverete la bibliografia impaginata in un PDF, impaginato in A4, quindi lo potete scaricare e stampare per dopo consultarlo, con tutta la bibliografia curata da diverse biblioteche, divisa per età, per sezioni. Voi sapete che i temi principali della maratona di lettura di quest'anno, il tema principale è l'acqua. Poi c'è Venezia 1600, Dante 700 e dopo i tre centenari con Mario Luni Stern, Andrea Zanzotto e Rodolfo Sonego. Per ognuna di queste sezioni c'è un'apposita bibliografia e divisa anche per età. Allora, ritorniamo invece alla nostra carrellata. Un attimo che faccio delle operazioni. Allora, ritorniamo alla nostra carrellata tra i premi letterari e ci spostiamo ancora in provincia di Treviso per il premio Giuseppe Berto, dove ci aspettano Marina Zullian, che dialoga con il presidente Diego Bottacin. Un attimo che vi metto in collegamento. Buon ascolto. Siamo molto felici di ospitare in questa giornata Diego Bottacin, presidente del premio letterario Giuseppe Berto. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta e ci vede. Siamo molto felici perché Giuseppe Berto è una figura davvero molto complessa ma affascinante e l'associazione che ha istituito il premio vuole proprio raccontare un po' la vita, il nome, la variegata attività di Giuseppe Berto. Come è nato questo premio e come si articola in generale? Il premio è nato una trentina d'anni fa su iniziativa delle amministrazioni comunali di Mogliano Veneto e di Ricadi in Calabria, per ricordare, affermare, per invitare più gente possibile a leggere un grande scrittore. Uno scrittore che è stato un po', insomma, per vari motivi, adesso non è qui il momento di fare analisi letterarie, ma per vari motivi è stato un po' dimenticato dalla critica, dalle antologie, diciamo, insomma, dall'ufficialità accademica, ma che
è uno dei grandi scrittori del Novecento italiano, che mantiene un'attualità e una forza che molti altri scrittori più blasonati non hanno più, che supera, diciamo, la prova del tempo in maniera formidabile, e che è nato a Mogliano, Veneto, e che ha scelto come sua seconda patria, dove oggi è sepolto, Ricadi, a Capo Vaticano, un posto meraviglioso della Calabria, dove è sepolto. E il premio ha messo insieme questi due comuni, queste due comunità, proprio per simboleggiare anche la biografia di questo autore, e pertanto si svolge fin dall'inizio, un anno una volta, insomma un'edizione a Mogliano e l'edizione successiva a Capo Vaticano, nella sua casa, di fronte alle Eolie, di fronte allo Stromboli, un posto molto suggestivo. E da lì poi, con qualche insomma, difficoltà legata alle alterne vicende della politica locale per vari motivi, insomma c'è stata qualche interruzione, qualche difficoltà, però insomma con una certa regolarità ha sempre assegnato il premio a scrittori che in grande misura si sono rivelati scrittori veri, cioè si sono rivelati scrittori di successo. La caratteristica del premio, la caratteristica principale del premio, oltre al fatto di essere intitolata a Giuseppe Berto, è proprio quella di premiare opere prime, scrittori esordienti, il primo romanzo di un autore, in genere giovane, non sempre così, perché il primo romanzo di un autore non è sempre di un giovane. Ricordo per esempio la straordinaria figura di Paolo Maurensig, scomparso tra l'altro recentemente, che il giorno in cui è andato in pensione ha aperto il cassetto dove aveva accumulato gli appunti, le trame, le storie, e ha insomma tirato fuori il suo primo libro, il suo primo romanzo, La variante di Lunenburg, romanzo straordinario, insomma di grande fascino, e con quello all'età di circa 60 anni ha vinto il premio Berto, adesso non ricordo l'anno, insomma, ma ha vinto il premio Berto. Ecco, per dire, insomma, scrittori esordienti, in genere giovani, ma non solo giovani, perché si può essere scrittori esordienti anche a un'età più avanzata. Eh sì, questo scrittore, ma veneto-calabrese potremmo dire, ma molto di più, no? Anche drammaturgo, sceneggiatore, ha voluto proprio quasi dire attraverso il premio sosteniamo gli esordienti di tutte le età, comunque premiamo le opere prime, quindi questo premio letterario, in generale i premi possono avere anche la funzione di, oltre che di divulgazione, anche di talent scout in qualche modo? Beh, questo è il nostro scopo, sicuramente uno degli scopi del premio. Insomma, il premio vuole invitare più gente possibile a leggere Berto, perché crediamo che sia uno scrittore che dà al lettore soddisfazioni imparagonabili. E poi, certo, promuovere la scrittura. Berto, tra l'altro, con la scrittura e il successo della scrittura, insomma, ha un rapporto complicatissimo che, insomma, uno dei suoi saggi iniziali, Un po' di successo, insegue questo tema dell'affermazione come scrittore. Tutto il male oscuro, tutto sommato, è il racconto della sua malattia, ma anche della sua ricerca del successo, della sua ricerca dell'affermazione, della sua ricerca profonda. Un meraviglioso e quasi sconosciuto libretto di
diciamo, libello, scritto quasi per scherzo da Berto, che si chiama Elogio della vanità, è tutto su questo tema, insomma, della ricerca del successo. E insomma, anche per questo aiutare talenti ad avere successo è uno scopo del nostro premio. E ci siamo riusciti qualche volta, perché insomma io adesso, per stare anche alle cose più recenti, vedo Giulia Caminito, finalista al Campiello, insomma, che è uscita, insomma, che ha presentato la sua prima opera, La Grande A, nel 2019, mi pare, insomma, che ha vinto il premio Berto come esordiente, e adesso sta con L'acqua del lago non è mai dolce, l'ultimo romanzo che ha scritto, sta avendo un successo, insomma, è in testa le vendite dei libri italiani e sta conquistando un grande successo. E insomma, noi non è che riusciamo a dare tantissimo. Il primo premio sono 5.000 euro, e io ricordo bene Giulia che, insomma, intervistata in maniera, insomma, c'è sempre un po' di pudore su questa cosa dei soldi, e ha detto in maniera molto disincantata: vi assicuro che può non sembrare tanto, ma per uno che vuole scrivere, giovane, questo premio, questi 5.000 euro sono una cosa molto molto importante, e noi ci siamo sentiti gratificati da questa cosa. Dovete essere anche soddisfatti, perché anche nell'edizione 2021 più di 50 opere prime sono state presentate, di grandi case editrici, di editori indipendenti anche del Sud, e anche con una partecipazione femminile di più del 50%, e anche nella cinquina dei finalisti c'erano proprio 3 scrittori e 2 scrittrici, e quindi c'è stata veramente una partecipazione variegata. E che cosa ci racconta un po' del futuro, allora, dei prossimi mesi, delle prossime edizioni di questo premio? Sì, insomma, questo lavoro per noi è molto importante, e sono molte le figure, diciamo, di scrittori che poi hanno avuto successo, che hanno fatto il loro esordio nel premio. Molte donne, ha ragione, ci sprona ad andare avanti. Il premio quest'anno siamo riusciti a farlo nonostante molte difficoltà, però vorremmo fare anche delle iniziative durante tutto l'anno, per cui a settembre a Mogliano ci saranno, tenete d'occhio, insomma, gli avvisi, perché ci saranno molti degli autori della cinquina, non solo il vincitore di quest'anno, e anche ex premi Berto, che insomma presenteranno le loro opere. I senior presenteranno gli junior, gli esordienti, e cerchiamo di tener viva a Mogliano questa, diciamo, passione per la lettura che ci viene da un concittadino particolarmente illustre. Grazie a Diego Bottacin per averci svelato e raccontato qualcosa di più sul premio Giuseppe Berto, e arrivederci, a prestissimo, allora a settembre 2021. Grazie a lei, grazie a voi tutti. E grazie a Diego Bottacin del premio Berto e a Marina Giulia, che ha dialogato con lui. Veneto, Calabria, questi premi che collegano anche non solo territori chiusi, ma si aprono a collegamenti diversi, no? Anche come il premio Mario Rigoni Stern, che fa da cerniera tra le Alpi, no? E tra le varie lingue e tra le varie popolazioni. Allora, proseguiamo il nostro viaggio
restando sempre nella provincia di Treviso e spostandosi a Oderzo, con un premio che ha come particolarità la promozione della poesia. Allora, andiamo a collegare da Oderzo Roberto Carrer del premio Poesia Mario Bernardi con Livio Vianello che lo intervista. Un attimo. Do il benvenuto a Roberto Carrer, che è segretario organizzativo del premio Bernardi, un premio di poesia che ha come centro la città di Oderzo. Cominciamo dal ricordare chi era Mario Bernardi, a cui è dedicato il premio. Sì, Mario Bernardi era un intellettuale, è uno scrittore, un poeta. Il suo lavoro è sempre stato immerso nei libri, è stato direttore commerciale della Einaudi e di qualche altra casa editrice della nostra zona. Quando ha raggiunto la pensione si è dedicato alla scrittura, ha scritto diversi libri, presumo il più famoso sia Al di qua, al di là del Piave, sulle memorie raccolte direttamente da testimoni di quel periodo. Poi ha scritto diversi altri libri, l'ultimo purtroppo nel periodo della malattia degli ultimi anni della sua vita, Poesie per vivere, che abbiamo presentato proprio a Palazzo Foscolo pochi mesi prima della sua fine. Insomma, ecco. È stato un grande da questo punto di vista, un intellettuale, un punto di riferimento per la città di Oderzo e non solo da questo punto di vista. Il premio è dedicato alla poesia, si dice che in Italia ci sono più poeti che lettori di poesia. Volevo sapere un po' come è andata quest'anno e anche le precedenti edizioni, che partecipazione avete avuto? Il premio è relativamente giovane, è alla 6ª edizione, quindi è nato l'anno successivo a quando è mancato Mario Bernardi. Quest'anno abbiamo avuto un'esplosione proprio dal punto di vista della partecipazione, dovuta probabilmente anche al fatto che abbiamo dato la possibilità di partecipare al premio mandando il proprio componimento direttamente alla posta elettronica del nostro sito. Non ci aspettavamo un risultato di questo genere, siamo arrivati a 841 poesie, per cui un risultato stratosferico, siamo al 148% in più rispetto alla raccolta dell'anno scorso e diciamo che insomma siamo particolarmente orgogliosi di avere numeri di questo tipo, perché questi numeri, da quello che so io, difficilmente si raccolgono in un premio di poesia, soprattutto in un premio di poesia che è alla 6ª edizione. Insomma. Beh, ci sarà una giuria oberata di lavoro, perché 800 poesie sono decisamente un numero ragguardevole. Una delle caratteristiche, oltre ad avere una sezione dedicata alla poesia italiana, c'è anche una sezione dedicata alle parlate del Triveneto. Quindi mi farebbe piacere così capire un po' lo stato della poesia, chiamiamola dialettale, di quest'area piuttosto vasta che voi prendete, perché il Triveneto, no, parte dal Trentino e arriva al Friuli, quindi date veramente probabilmente conto di una ricchezza linguistica e di una varietà non indifferente. Ma allora diciamo che questo è un merito che è da ascrivere a Ulderico Bernardi, il famoso sociologo, mancato purtroppo anche lui pochi mesi fa, fratello di Mario. Quando ci siamo riuniti per dare vita a questo premio nazionale di poesia, noi avevamo pensato ad un premio in italiano e in dialetto. Giustamente il professor Bernardi ha detto attenzione che il dialetto già tra Oderzo e Treviso sono due cose abbastanza diverse, cioè al di qua, al di là del Piave, giusto per usare un titolo di un libro di Mario, ci sono forti differenze. Tutti conosciamo la poesia e la prosa di Zanzotto, di Cecchinel, da Oderzo a Pieve di Soligo una differenza enorme. Se andiamo a toccare
il dialetto veronese, il trentino e la lingua friulana, siamo su mondi completamente diversi. Quindi l'intuizione di Ulderico è stata quella di dirci: mettete una delle parlate del Triveneto. E siamo in grosse difficoltà, nel senso che è difficile scrivere poesia ed è difficile scriverla in una delle parlate del proprio territorio. Abbiamo ricevuto tante poesie, a dir la verità, in lingua friulana. Evidentemente è un qualche cosa che resiste ancora molto nell'Alta Carnia, nella loro zona, tanto che l'anno scorso ha vinto, anzi sono 2 anni che nella sezione adulti vince proprio un poeta friulano. I nostri ragazzi sono in grossissime difficoltà, soprattutto nella sezione junior, perché nelle nostre case si parla sempre meno dialetto, parlando del dialetto piterzino. Però noi non molliamo, perché siamo convinti su una di quelle che era proprio i punti di forza di Mario Bernardi, del mantenere le nostre origini, e uno dei veicoli per il mantenimento è proprio quello del mantenere viva la parlata delle nostre zone. Insomma. Beh, credo sia anche una grossa fatica per la giuria, cioè leggere, dico, il friulano non è semplice. Ad esempio, le volte che a me è capitato di leggere delle poesie carniche o di alcuni autori friulani, beh, sono andato piuttosto in difficoltà. Anche leggere Pasolini, alcune cose di Pasolini, alcune sue poesie giovanili, è proprio una fatica, proprio un'asperità, no? Diventa una lingua straniera. Certo. È chiaro che i partecipanti in queste lingue, diciamo, un po' più diverse dal filo conduttore che è il dialetto veneto, poi nelle varie accezioni delle nostre zone, mettono sempre la traduzione in italiano sotto. Sì, certo. È altrettanto vero che noi abbiamo la fortuna di avere dei professori di letteratura italiana che hanno insegnato o che sono residenti in Friuli, a Padova, a Verona, a Venezia, per cui ci danno una grossa mano da questo punto di vista, e devo dire che con un dispendio di energie evidentemente fuori dal comune, perché leggere così tante poesie e fare selezione non è facile, ma ci mettono veramente... Io partecipo come segretario alla riunione conclusiva del comitato scientifico, come lo chiamiamo noi, la giuria di fatto. Ci sono ore di discussione, non è una cosa banale per cui sì, mi piace questa e avanti. Si fa veramente selezione nel dovuto modo. E poi la raccolta che pubblichiamo ogni anno con le poesie selezionate e segnalate, tra queste ovviamente tra le segnalate ci sono quelle che vincono le famose 4 sezioni: adulti in lingua italiana, adulti in una delle parlate del Triveneto, studenti in lingua italiana e studenti in una delle parlate del Triveneto. Di fatto sono poesie, insomma, almeno per quello che posso dire io, di livello. E non stiamo parlando ovviamente di poeti professionisti o particolarmente conosciuti. Ecco, volevo anche che lei facesse un accenno alla sezione dedicata ai bambini, che in qualche modo è il cuore, cioè era nato prima il concorso, no, dedicato ai ragazzi, che poi è diventato il premio Bernardi. Questa attenzione alla produzione poetica dei ragazzi è sempre stata una vostra peculiarità? Sì, la sezione junior è di fatto il premio tra Peressina e Ottoboni. Peressina è il canale che divide la frazione di Rustignè dalla città di Oderzo, e Ottoboni è la villa di Papa Alessandro VIII Ottoboni, che è l'ultimo edificio, diciamo, verso sud tra la frazione di Rustignè e il comune di Ponte di Piave. Quindi tra l'una e l'altra c'è la frazione di Rustignè, dove è nato il premio di poesia, dove sono nato anch'io, e essendo una mia idea, quando io ho finito il liceo nell'87, sono stato da Mario e Marina Bernardi, sua moglie, a chiedere supporto, perché avevo intenzione di mettere in piedi questo premio di poesia dedicato ai ragazzi. Mario inizialmente era molto titubante, perché mi ha detto: guarda che è molto difficile fare poesia, e non abbiamo mollato, né io né loro due, e alla fine è diventato qualcosa di importante, tanto che gli insegnanti dell'Opitergino, inizialmente solo Oderzo, poi abbiamo allargato a Ponte di Piave, Saghereda e San Polo, aspettano proprio il tema da un anno all'altro per coinvolgere i loro ragazzi. Quando è mancato Mario e le varie associazioni culturali del territorio hanno chiesto di organizzare delle serate in memoria di Mario Bernardi, la proposta che abbiamo fatto è stata quella di trasformare il premio tra Peressina e Ottoboni in un premio nazionale, dedicandolo a lui, e quindi trasferendo, tra virgolette, i ragazzi delle superiori nel premio nazionale e lasciando ai ragazzi
che erano le elementari e le scuole medie al Peresina Ottoboni. E presumo sia stata una buona idea, perché vedo che arrivano, l'anno scorso per esempio per i ragazzi ha vinto una ragazzina di una scuola, di un liceo di Trento, e quindi voglio dire ci stiamo facendo conoscere un po' dappertutto, compreso fortunatamente anche l'estero, perché con il supporto dei veneziani nel mondo, trevisani nel mondo e giuliani nel mondo, abbiamo qualche cittadino italiano, forse di seconda, terza generazione, che ha mantenuto ancora, e quelli sono gli unici, sono quelli che scrivono ancora nel dialetto originale, con delle parole che magari noi abbiamo anche un po' perso da questo punto di vista. Quindi Sud America, qualcuno dalla Svizzera, dalla Germania ci mandano anche le poesie. Per chiudere, diamo appuntamento a chi ci sta vedendo e ascoltando quando verrà consegnato il premio e alle manifestazioni che state costruendo intorno alla premiazione. Sì, noi dalla prima edizione abbiamo deciso di, o meglio, abbiamo un sogno, quello di trasformare Oderzo nella città della poesia. Non ci siamo ancora riusciti, ci riusciremo però perché siamo determinati in questo, e quindi organizziamo una settimana dedicata alla poesia, che quest'anno va dal 10 al 17 di ottobre. Quindi il 10 iniziamo con la cerimonia di premiazione dei ragazzi del Peresina Ottoboni, poi ogni sera ad Oderzo, San Polo, Ponte di Piave e Saggreda ci sono varie manifestazioni legate alla poesia, con Francesca Gallo, con Sandro Buzzatti, con i ragazzi del Brandolini che fanno teatro, quindi cerchiamo di allargare un po' con tutti, con i cori della città di Oderzo che si esibiscono, e domenica 17, sempre nel pomeriggio, abbiamo la premiazione finale del Mario Bernardi. In più abbiamo organizzato da sempre, in queste 6 edizioni, la passeggiata poetica, la chiamiamo noi, nel senso che la raccolta delle poesie, la cinquantina di poesie che il comitato scientifico seleziona ogni anno, che vengono raccolte in questo libricino che andiamo a pubblicare, e che tra l'altro riporta la copertina con l'interpretazione del tema da parte di un artista, di un pittore della nostra zona, le esponiamo sotto i portici di Oderzo, che è città famosa proprio per avere tantissimi chilometri di portici, in maniera tale che uno passeggiando sotto i portici le può trovare random esposte nelle vetrine dei vari negozi. Quindi con la passeggiata poetica riusciamo a far conoscere questa raccolta senza doverla acquistare. Benissimo, e allora diamo appuntamento a tutti tra il 10 e il 17 di ottobre a Oderzo, e in bocca al lupo per la vostra organizzazione. Viva il lupo! In questa carrellata sui premi letterari vi abbiamo già segnalato molte date nei prossimi mesi per portare alcuni iscritti, per partecipare appunto a dei concorsi, dei premi, oppure anche per seguire le premiazioni o altre iniziative proprio nei prossimi mesi di settembre, ottobre, novembre. E quindi anch'io vi voglio ricordare le prossime trasmissioni online direttamente dalla pagina Facebook e dal canale YouTube del Veneto Legge. Dopo le trasmissioni legate ai festival letterari, oggi ai premi letterari, il 17 settembre ci sarà un incontro dedicato a dei contributi sui centenari, di cui già abbiamo accennato, in particolare Zanzotto, Mario Rigoni Stern e Sonego. E poi naturalmente il 24 di settembre la maratona di lettura, e però c'è anche una nuova iniziativa che si svolgerà a fine ottobre in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, e la prima giornata dedicata ai 700 anni di Dante, con varie iniziative e collaborazioni direttamente da molte scuole del territorio. Grazie Marina. Aggiungo che al programma di avvicinamento alla maratona di lettura c'è lo sprint finale che è una serie di letture, un programma di letture a cura di Leggere per Leggere, distribuito nelle varie
province, sono 2 letture per ogni provincia. Potete seguire il programma sulla pagina Facebook del Veneto Legge, dove apparirà una locandina con tutti gli orari, tutti i programmi. Le varie biblioteche che sono coinvolte daranno a loro volta diffusione. Cercatele, seguite anche queste letture che possono essere un invito alla lettura a loro volta e verso la maratona di lettura. Io passerei la parola a Livio Vianello per la conclusione di questo incontro. Per finire, oltre a ringraziare gli spettatori che ci hanno seguito finora e anche quelli che ci vedranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché il video sarà a disposizione nel canale YouTube del Veneto Legge. Direi che nel darvi appuntamento al prossimo 17 settembre, mi pare che stiamo cercando di dare di fare una specie di piccola geografia del panorama letterario veneto attraverso le manifestazioni letterarie la volta scorsa e i premi letterari quest'oggi, che abbiamo visto essere di fatto dei progetti culturali radicati in maniera piuttosto forte nel territorio e che quindi vanno ad alimentare un po' l'opera di promozione e di educazione alla lettura, che è un po' l'obiettivo della maratona di lettura, cioè oltre a essere una vetrina per un giorno di tutti i lettori e le istituzioni che si occupano di lettura nel Veneto, vuole dar conto anche della ricchezza del panorama letterario, del panorama di chi si occupa sia dal punto di vista delle biblioteche, ma le scuole che adesso apriranno a settembre, anche l'anno scorso, pur con tante difficoltà, le scuole hanno aderito in maniera massiccia alla maratona, per cui vi invitiamo a seguirci nei nostri canali social, a seguire la giornata del 17 settembre, che sarà preceduta anche, vi diamo una piccola anticipazione, sabato 18, anzi posticipata, sabato 18 ad Abano, con una giornata dedicata alla lettura accessibile, dal titolo Leggere tutto, leggere tutti. Sarà una giornata in presenza nella biblioteca di Abano Terme, che avrà degli ospiti che ci introdurranno a questa idea di far arrivare la lettura a tutti e quindi con un'attenzione alle disabilità e alle difficoltà di lettura, per poi darci appuntamento come al solito per il 24, quando il Veneto legge. Grazie per essere stati con noi e come sempre buone letture. Buone letture. Buone letture. Pronti? Partenza? Via! Non siete allenati per una maratona? Questa è una maratona che si può correre anche seduti in poltrona. Non stiamo scherzando. Vi invitiamo ad una maratona di lettura. Venerdì 24 settembre il Veneto legge. In tutta la regione si leggerà. Nelle biblioteche, nelle scuole, nelle librerie, negli archivi, nei musei. E chi vuole può organizzarsi a casa con i propri figli o con i propri amici. Bibliotecari, insegnanti, editori, lettori professionisti e volontari, librai, gruppi di lettura scenderanno in pista. Cosa aspettate ad unirvi a noi? Visitate il sito www.ilvenetolegge.it e troverete informazioni dettagliate su come iscriversi alla maratona e ricevere i materiali per prepararsi al meglio. Per arrivare senza il fiatone alla fine della lettura, allenarsi un po' non guasta. Il Veneto legge. Segna la data e seguici passo dopo passo.
appunto a Roberto Carrer, che è segretario